la pubblica amministrazione, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale UGL. Io auguro e mi spero che il questore abbia fatto confusioni con quelle sono le... Non ci rimani una porta enorme, questo è importante. No, beh, appena arrivato... Un signor questore, no, ma sa com'è? Ma ripeto, spero che abbia confuso quelle che sono le norme di prevenzione che lei ha annunciato prima, ha raccontato prima esserci nel nostro sito. Allora è vero che è chiaro che noi dobbiamo essere anche un po' noi quelli a dire beh, non mettiamo, lasciamo la borsa nel sedile e queste cose devono essere dette, ma da là a dire chiudetevi in casa significa veramente gettare la spugna. E significa dire che la sicurezza non esiste neanche nella sua città, come non esiste magari, e qualcuno vuole far credere, che esista invece in altre città forse ancora più piccole. Allora il problema qual è? Il problema è senza dubbio che la polizia e la sicurezza in questo momento ha un organico che ha 40.000 uomini in meno, 22 nella polizia e tanti altri negli altri nei carabinieri. Ma quello delle pallottole, quello delle pallottole, sa che è arrivato immediatamente è arrivato il nuovo carico, sono state consegnate i nuovi, erano della Fiocchi, erano un carico così che è stato... I giubbotti scaduti sì. E i giubbotti scaduti sì, dopo 10 anni, ma i giubbotti proiettili, ma il problema, perché siamo dovuti arrivare a oggi? Sono anni che io qua dico che manca questo, manca quest'altro, manca... Allora vede, significa proprio dire l'invecchiamento della sicurezza, questo è il significato totale. Adesso però, lei ha fatto un esempio, e io l'avevo fatto l'altra settimana, adesso parliamo tutti di sicurezza. Perché sono arrivati... E come dicevo l'altra volta, può darsi che quando noi guardiamo in giro per i comuni ci sono le strade che vengono asfaltate, magari c'è il rinnovo di qualche sindaco e allora si rifà il manto stradale e bisogna arrivare sempre però tardi. Questo è 10 anni di invecchiamento. Raffaele Padrone, se fosse una grappa sarebbe anche diciamo ottima, ma qui si parla di polizia. Grazie. Della nostra sicurezza, perché certo, e paghiamo le tasse. Grazie.